Bene, eccoci tornati in studio, il nostro angolo del memento, come sempre il nostro spazio dedicato a temi che abbiamo già affrontato in passato ma che continuiamo a seguire, come quello delle banche, delle popolari venete, Ermanno. Certo. È una storia che non finisce e soprattutto dobbiamo ricordare che è stato uno dei crack, forse il crack più importante nella storia. È più drammatico perché ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, famiglie, industrie, eccetera, e ancora adesso non è finito il discorso. Questo è stato una cosa terribile, anche perché la giustizia non si è mossa per tempo e naturalmente però c'è stato qualcuno che generosamente si è battuto, nonostante non avesse alcun interesse a farlo, si è battuto per tutti i correntisti che hanno perso un sacco di soldi. Certo. E in questo senso sono riusciti a recuperare qualche miliardo che sono stati poi regolarmente suddivisi per tutti i creditori della banca che erano stati truffati naturalmente. Però la giustizia ancora non ha fatto il suo corso e, certo. Facciamo... Sì, no, prego Ermanno. Prego. No, volevo dire che qualche giorno fa c'è stato l'incontro tra i liquidatori di Veneto Banca in commissione banche del Senato, nel quale si sono affrontati alcuni temi, soprattutto quello della chiusura della transazione che c'è stata con i vertici di Veneto Banca, dal quale risulta ovviamente che i principali indiziati... in questa riunione noi abbiamo un frammento molto interessante che adesso faremo vedere e poi commenteremo ai nostri telespettatori. Vediamo. Solo che trovarlo, no. Detto qui in segretata. Mettiamo un cliente come Ugone, me ne perdo che trovarlo, detto qui in segretata. Bene, questo è il presidente della commissione banca, il senatore Zanettin, e fa un nome. E fa un nome, è un nome che si chiama Luigi Ugone. Luigi Ugone, che è attualmente cavaliere, perché il Presidente della Repubblica l'ha eletto Cavaliere della Repubblica. Cavaliere ordine al merito. Guarda caso l'abbiamo invitato qui ed è nostro ospite e parleremo proprio del Veneto Banca e soprattutto della Banca Popolare di Vicenza. Buongiorno Ugone. Allora. Grazie mille per l'invito, grazie mille per il coraggio di chiamarmi qua a dire cose scomode, perché come avete sentito sono scomodo. Anche parecchio scomodo a vedere. E a sentire. Ma evidentemente se sei scomodo con quelle persone lì vuol dire che sei molto comodo nei confronti dei creditori della banca che sono stati truffati e che tu hai difeso gratuitamente spendendo soldi e tempo a loro vantaggio e a vantaggio della povera gente. Allora, io vorrei sapere a che punto siamo, quanto è stato recuperato fino adesso e distribuito ai correntisti truffati delle banche. Beh, il FIR ad oggi, la ringrazio per la domanda professore e anche lo riconosco per l'invito e il coraggio veramente, grazie mille. Ad oggi il FIR ha distribuito 1.350 milioni più o meno, di cui più dell'80% è venuto in Veneto e al nord-est per i risparmiatori delle due banche venete. La bella notizia è che a novembre sono stato da Giorgetti e dopo essere stato da Giorgetti mi ha promesso di fare un ulteriore finanziamento sul FIR che è arrivato con l'approvazione della finanziaria. Ci sono altri 80 milioni a disposizione, sono stati approvati nella finanziaria di quest'anno, non c'erano soldi per nessuno, però per noi li hanno trovati e per questo ringrazio Giorgetti, il governo e chi si è speso per noi. Tutto il governo, principalmente comunque quella parte di politica. Questi 80 milioni andranno a tutti quelli che hanno fatto la domanda al FIR, ma per errori formali di dichiarazione sono stati in parte o totalmente esclusi dal FIR e quindi non hanno ricevuto il 30 più 10 di rimborso che è arrivato a oltre 120.000 persone.
Sì. Quindi... Diciamo che sono errori formali che evidentemente quando hanno compilato la domanda per essere ammesse alla ridistribuzione di queste risorse hanno fatto degli errori, sì, hanno certo. fatto degli errori formali, non sostanziali, di conseguenza è giusto che vengano rivisitati, data la possibilità di inserirsi nuovamente evitando di fare altri errori. Certo, lei pensi solamente che era così, tra virgolette, complicato fare la domanda che anche solo nel reddito, se uno aveva un'assicurazione vita, andava a essere calcolata nel reddito dell'anno, sì. E quindi qualcuno è stato escluso perché non si è ricordato o non sapeva che l'assicurazione vita fa reddito e quindi cambiava binario di rimborso. Al posto di cambiare di binario quelle domande sono state bocciate, sì. E quindi hanno la possibilità di rientrare sia quelli per il reddito che quelli degli errori formali, insomma. Ci sono persone state escluse perché non hanno presentato la fotocopia della parte posteriore della carta d'identità, no? Quindi... Sì, sì. E quanti sono in tutto adesso? Sono qualche migliaio di persone, qualche migliaio di famiglie. Di famiglie, sì, bene, sì, bene. Sì. Qualche bel migliaio di famiglie, 7-8 mila per persone che hanno una nuova opportunità adesso. Ma non è finita qui naturalmente con la questione della Popolare di Vicenza e della Banca Popolare Veneta. No, quindi qual è il proseguo, diciamo, della battaglia per riuscire a quantomeno a dare uno spazio e un reddito a quelli che sono stati truffati? Allora, il principio della nostra associazione, che è la più grande d'Italia, i risparmiatori Banche Venete, ma non solo, il principio nostro è sempre stato, che è fatta di volontari poi, ed è per quello che il Presidente ci ha riconosciuto questa cosa, come lei ha giustamente ben detto prima, il nostro principio era di verità, giustizia e poi è arrivato anche il rimborso. Noi lottiamo principalmente per verità e giustizia e tra la verità che manca all'appello c'è appunto quella, perché è arrivata quella processuale, manca quella sulle liquidazioni, tanto che avete visto il colloquio che c'è stato prima con Popolare di Vicenza in Commissione Banche e poi con Veneto Banca, dei commissari che stanno liquidando le due vecchie banche che all'interno hanno ancora delle attività dell'attivo, cioè delle partecipazioni di società. La nostra battaglia si è focalizzata da qualche mese, se non anno, sulla liquidazione di Veneto Banca, perché abbiamo trovato più di qualcosa che non ci torna. All'interno ci sono miliardi di euro c'erano miliardi di euro di partecipazioni che sono state dismesse. Lì la nostra attenzione si è posta perché chi dei risparmiatori si è insinuato nel passivo, quindi ha fatto richiesta di essere insinuato all'interno della liquidazione della banca, poteva avere il rischio positivo di avere qualche altro soldo dalle liquidazioni. Abbiamo messo gli occhi all'interno delle liquidazioni per questo motivo, cercando di fare il bene ancora una volta dei risparmiatori e quindi del territorio, perché i soldi che arrivano qui vengono spesi nel territorio. E ci siamo accorti, mi sono accorto che c'erano più di qualche zona d'ombra. Innanzitutto nella commissione di Veneto Banca c'è un commissario che ha avuto un ruolo per un periodo doppio. Era in liquidazione di Veneto Banca ed era anche consulente indipendente per una società del territorio. Questa società di questo territorio ha degli azionisti, questi due azionisti che sono i proprietari di questa società hanno avuto dei trattamenti all'interno di Veneto Banca che noi siamo andati a vedere. Erano dei debiti milionari che sono stati in parte stralciati. Diciamo all'incirca, per farvi capire, avevano un 75-79 milioni di debito con Veneto Banca. Uno dei due debitori, che è socio di questa società dove lavora questa signora che fa la commissaria, addirittura l'anno prima che arrivasse la liquidazione era andato in banca a riconoscere il debito e a dire: datemi 3 anni, vi do tutti i soldi. Entrano i commissari a giugno, ad agosto gli stralciano il debito del 50% e lo chiudono. Quindi voi capite bene che per un risparmiatore vedere questo tipo di movimenti lascia quantomeno perplesso. Ma vi dico di più, sempre con questi due signori che sono grossi imprenditori del nord-est, ed è per quello che mi vedete gran poco in televisione e nei giornali, avevano dei finanziamenti con delle società, sempre con Veneto Banca. Bene, sempre in quell'occasione, sempre ad agosto, in velocità estrema,
queste società hanno visto stralciato anche il debito dicendo che erano operazioni baciate, molto atipiche. L'operazione baciata cos'è? Sì. La banca mi finanzia Luigi Ugone, no? Mi dà un mutuo di 100.000 euro e mi dice: guarda, però per avere questo mutuo devi comprarmi 10, 15, 20, 30.000 euro di azioni. Si chiama operazione baciata perché la banca mi dà i soldi e con quei soldi io poi compro le azioni. In questo caso la cosa non era andata così. Questi signori avevano dei debiti personali, poi con delle società hanno chiesto un fido, sempre loro società, la banca gli ha dato il fido, loro si sono presi questi soldi come rimborso soci e con questi soldi hanno comprato azioni della banca. Non è un movimento diretto, è un movimento di rimbalzo. Bene, hanno contestato questo debito con queste società e i commissari glielo hanno tagliato, gli hanno tagliato anche questo debito qui, cosa che però con i miei associati non stanno facendo, perché io ho persone, ci sono persone che ci stanno ascoltando, imprenditori che ci stanno ascoltando, che hanno fatto operazioni baciate perché costretti. Vuoi il mutuo per la casa? Sì, mi servono 100.000 euro, te ne do 120 e 20 mi compri azioni, no? Sì. Bene, queste operazioni baciate noi le abbiamo contestate e dalle società che fanno il recupero ci viene detto, guardate, andate in tribunale, fatevi dare ragione, ma finché non arrivate in Cassazione noi i soldi continueremo a chiedervelo. Ma com'è che nel 2017 le chiudete anche se indirette e nel 2022 avete bisogno che andiamo in Cassazione per dimostrare che quell'operazione è baciata? Ci sono questi comportamenti di incoerenza che mi danno un fastidio incredibile. Certo. Li trovo ingiustificati, magari mi sbaglio, magari c'è una giustificazione, ma fino adesso non l'abbiamo trovata. Quindi sto chiedendo a autorità terze, tipo la Procura, la Guardia di Finanza o la Banca d'Italia, che ci dica se tutto quello che abbiamo visto è legittimo o non è legittimo, perché ripeto, su queste situazioni c'è un conflitto di interesse. Certamente. Bene, allora poi mi diceva che naturalmente la banca ha ancora qualche tesoretto nascosto, no? Qualche opera d'arte, cosa di questo genere. Quindi... Sì, le banche, questo è un tasto da vedere, da chiarire, da valutare. Veneto Banca, ad esempio, aveva 1974 opere d'arte, ne ha venduto qualche centinaio e anche sulle valutazioni delle opere d'arte abbiamo trovato, da quello che abbiamo letto nei verbali e trovato nelle varie pubblicazioni, dove ad esempio, faccio un esempio, avevano un'opera d'arte del Canova, un gesso, Amore Psiche, valutato, attenzione, dalla casa d'aste, da chi gli ha fatto la valutazione, 400.000 euro. Va in asta e viene venduta a oltre 1,2 milioni, 3 volte la valutazione. Sì. Bene. E io qua mi domando, ma sono andato a vedermi le valutazioni di varie opere d'arte, no? Nei quadri che costano di più, di Van Gogh o Amici, Picasso e altri, quando si fanno rapporti eccezionali la valutazione è, non so, 90 milioni e poi ne portano a casa 100 o 110. Non ho mai letto, ho cercato, non ho letto di quadri di Picasso valutati 20 milioni e venduti a 80, cioè 4 volte. Qui mi è capitato e fatalità nella relazione dei commissari trovo che la banca aveva valutato le opere d'arte 14 milioni totali, le 1974, 14 milioni a bilancio, loro le hanno fatte valutare 2 milioni e 100. Quindi... C'è un gap enorme. E poi trovo queste operazioni dove Amore Psiche valutate 400.000 poi valgono 1,2 milioni. Allora mi domando, ma sono state valutate bene queste opere d'arte? Sono state gestite bene queste opere d'arte? È legittimo che me lo chieda o no? Certo. O sono io il problema, come dice qualche senatore? Allora richiediamo, cosa che mi lusinga, però devo dire, visto che lei è così attento in queste cose, di portarci i dati e poi faremo una trasmissione proprio su questo argomento. Come vengono trattate naturalmente le risorse della banca, che non sono soltanto soldi, sono immobili, sono opere d'arte, sono molte altre società che appartengono alla banca, ma però naturalmente non si sa che fine faranno. E invece bisogna stare attenti, sempre perché i nostri naturalmente creditori, che sono quelli che avevano un conto corrente e ci hanno lasciato un sacco di soldi, hanno bisogno di essere rimborsati e questa è una truffa dentro un'altra truffa, giusto?
Guardi, io mi limito solo a dire che il controllore di queste operazioni ad oggi sembra sia Banca d'Italia. Se è la stessa, e credo sia la stessa, che ha controllato quello che facevano Zonin e Consoli, peggio mi sento, insomma, perché erano seduti di fianco a me in costituzione di parte civile ai processi penali, quindi in realtà si sono accorti delle cose quanto me ne sono accorto io, se erano seduti di fianco a me. Quindi dico, vogliamo che le istituzioni abbiano fiducia? Certo. Facciamo in modo di dare risposte. Certo. Va bene, allora ci vedremo prossimamente. Grazie mille. E parleremo di nuovo, naturalmente, a favore dei nostri correntisti che sono stati truffati. Grazie mille. Grazie. No, grazie a voi per il coraggio, grazie mille. Grazie mille. Grazie a lei, Luigi Ugone, torniamo a ricordarlo, presidente dell'associazione Noi che Credevamo, e recentemente è stata ufficializzata nel dicembre scorso Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Congratulazioni anche per il titolo, chiaramente, che non era aspettato. No. Giusto? No, infatti quindi onorato che il Presidente si sia accorto di me. Bene, complimenti. Bene. Grazie ancora per essere stato con noi. Per i nostri telespettatori un attimo di pubblicità e poi torniamo con un'altra parte del memento di oggi che si occuperà di ambiente e di un progetto che si sta cercando di realizzare o che si propone di realizzare nel Vicentino, che preoccupa non poco perché mette a rischio le falde acquifere degli acquedotti di Vicenza e di Padova. Tra poco.